Tre nigeriani di 26, 31 e 35 anni, tutti residenti in Riviera del Brenta, a Dolo, Fiesso d'Artico e Mirano. Sono loro i destinatari di 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dalla squadra mobile di Venezia per importazione e detenzione di sostanze stupefacenti. In pratica i tre, grazie a contatti internazionali e a un mediatore residenti in Spagna, facevano arrivare cocaina dal Sud America all'Italia. Hanno organizzato una importazione di sostanze stupefacente dal Sud America per l'Italia attraverso l'Olanda e la Germania. Le particolarità più importanti è la provenienza della droga da un paese sudamericano poco conosciuto, perlomeno da noi, ovvero sia dal Perù. E il trasporto poi della stupefacente doveva venire dal Perù a Quito in Ecuador e poi in Olanda. La droga, destinata al mercato locale delle province di Padova, Venezia e Treviso, veniva spacciata al dettaglio da italiani e magrebini e importata nel nostro paese confezionata in ovuli. Erano degli ingoiatori, infatti in un'occasione è stato arrestato un corriere a Padova francese con 60 ovuli ingoiati per un peso di circa 800 grammi di cocaina. Nei piani degli arrestati inoltre c'erano itinerari sempre più lunghi e complicati studiati apposta per sviare le indagini, come ad esempio far arrivare la droga dal Sud America in Italia passando per il Giappone.